Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche da Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore dalle nostre parti. Maxi furto da 120.000 euro a casa di un imprenditore lignanese di 40 anni. È successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un appartamento al terzo piano di una palazzina di Viale Venezia. Ad accorgersi del furto è stato l'imprenditore stesso che, rientrando a casa, ha trovato la finestra di un terrazzo forzata, probabilmente con un piede di porco. I malviventi, in assenza del proprietario, hanno rovvistato nelle varie stanze e sono riusciti a trovare il denaro, circa 120.000 euro, che il quarantenne teneva in casa in attesa di depositarlo in un istituto di credito. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della città balneare. Giovedì 30 giugno dalle 11 alle 12.30 la Camera di Commercio Pordenone Udine organizza con E-Enterprise Europe Network Italia un seminario in presenza sulle strategie per migliorare l'export grazie alla sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'azienda Rita Bonucchi, esperta di internazionalizzazione. Presenterà le azioni a cui le imprese possono ricorrere per comunicare efficientemente all'estero, un impegno che magari stanno già sostenendo, e fornirà spunti utili a sviluppare il tema della sostenibilità, processi, certificazioni e comunicazione, puntando anche su una serie di vantaggi economici competitivi internazionali. E ora parliamo di ambiente, le ultimissime da Trieste, con l'intervento dell'assessore Scocimarro. Scocimarro, una qualità dell'aria della regione è positiva, un miglioramento costante negli anni soprattutto. Sì, questo è dovuto appunto all'evoluzione culturale in campo ambientale, al appunto perfezionamento delle tecniche di produzione delle industrie, dei veicoli che inquinano meno e quindi non sono più ritenuti inquinanti principali. Oggi ci focalizziamo su dei focus importanti che stanno comunque nei limiti, ma sono per esempio l'agricoltura, certi tipi di fertilizzanti piuttosto che allevamenti intensivi o i bellissimi caminetti che però anche questi inquinano e quindi la legna è un inquinante. Quindi andremo a intervenire su questo e anche, per quello che sarà possibile, sulla mitigazione dell'inquinamento che proviene dalla pianura padana, ma qua è un discorso più ampio che appunto coinvolge molte regioni. Ne discuteremo in novembre, Stati Generali dell'Ambiente e Energia delle regioni dell'Alto Adriatico e della Mitteleuropa. Detto questo, la Regione sta predisponendo il nuovo piano qualità dell'aria che terrà conto di questi fattori, andrà a intervenire appunto in tutti i settori dell'industria, agricoltura, alla circolazione dei veicoli, andando soprattutto a dare dei consigli, suggerimenti, ma anche delle forme incentivanti. Quindi tanta comunicazione affinché tutti facciano la loro parte e anche tanti incentivi perché si possa diminuire ulteriormente appunto l'inquinamento, che ripeto, oggi è sotto i limiti ovunque, salvo rarissime eccezioni nel corso dell'anno. Ecco, questo è il servizio che abbiamo qui, questa pagina informativa del mattino. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.
Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane.